cucinare? Certo, amore mio, per me è una passione. E ce l'hai da sempre? Da quando mi sono sposato. Da quando mi sono sposato con la mamma ho iniziato a cucinare io. E lo sai perché? No. Perché avremmo mangiato bastoncini Findus tutta la vita. Tu pensa che un giorno hanno suonato alla porta e lo sai chi era? No. Capitan Findus. Signora Tusa, le ho portato la stella Michelin, ma per fortuna che ora ci sono io e quindi cucino io. Benvenuti ad Ammazza che Chef. Papà, mi fa vedere come si fa l'uovo fritto? Ci stiamo sprecando, amore mio. Va bene, ti faccio l'uovo fritto. L'uovo fritto viene chiamato anche uovo al tegamino o all'occhio di bue. Perché all'occhio di bue? Perché una volta il bue si è dato un colpo di zoccolo nell'occhio, poi quando l'ha riaperto ha detto: ci vedo di nuovo. Andiamo con gli ingredienti per l'uovo fritto: olio d'oliva, sale, gallina. Perché una gallina? Perché l'uovo deve essere fresco. Allora, dai. E piripiripiripi. Stiamo aspettando a te, dai. Mamma, che stai facendo? Aspetto che fa l'uovo, amore mio. Dai, amore, spicciati. Abbiamo aspettato un pochettino prima che la gallina facesse l'uovo. 4 ore e mezza per avere un uovo. Allora, a questo punto prendiamo una padella antiaderente. Mettiamo l'olio d'oliva in questo modo, così. Perfetto. Accendiamo e mettiamo la fiamma medio-bassa. A questo punto dobbiamo rompere l'uovo. Allora, tu considera che questa procedura è molto delicata. C'è chi rompe le uova con una mano, c'è chi rompe le uova sbattendolo nel tavolo, c'è chi rompe le uova nel paniere. Papà, ma con queste battute a chi vorresti fare ridere? E tu che cosa preferisci? Io preferisco uco il punzicco con la forchetta. Buconcicco. Uco il punzicco. Bucumpucicco. Uco il po, uco il po. Un colpuncicco. Uco il punzicco. Un pincum. Sì, va bene, ok. Sì, ma si può sapere cos'è? È un colpo fulmineo. L'uovo non accapre niente. Che riceve tipo pam, una forchettata proprio qua. 1 e 3, pac. Attenzione. E voilà. Hai visto? Attenzione! Coprite con un coperchio e continuate la cottura a fuoco basso per 2, 3, massimo 4 minuti. Un pizzico di sale, un pizzico di pepe e pronto! Ma è venuto tutto bruciato. Ora che glielo dici a papà che questo uovo non me lo mangio? Insomma, è bruciato un pochettino. Papà, la sai una cosa? Preferisco di più i bastoncini della mamma. Mi si diano pure certe discussioni, c'è crisi, manca il lavoro, non sappiamo come fare, è vero, c'è gente che non sa come va a fare, ma come va a fare? Dobbiamo trovare nuove possibilità di lavoro, dobbiamo cercare, mi si dia. Qualcuno addirittura dice che forse si tornerà a cacciare. Io che vai a cacciare, a me mi si dia pure uscire a cattare o pane, a cacciare, ma poi a cacciare che ci posso tirare io a questi animali? Ci tiro una sigaretta, non saprei come fare, ma non saprei neanche dove andare a cacciare. Per esempio, dove si caccia il bollito? Mia mi si dia, dove pascola il bollito? Il bollito. Cacciare. Hai una ricrescita, dando l'ammoniaco non me la posso fare. Misti. Ah, signorina. Ma che ancora non hai chiuso? Sì, buongiorno, mi crescendo magari lunga reperindo frattempo. Sa. Io sono Stephanie, la cugina di Jonathan. Sa. Sempre quella parrucchiere, estetista certificata internazionale, Miss Bella d'Italia. Sa. Chiamo perché Jonathan a me mi ha consigliato il suo addetto al ronfaggio. Sa. Perché mio marito mi ha detto, su tua ronfi non ne maritiamo. Sa. E chi faccio? Mio marito ha tutti i figli, mi maritare. Sa.
Ma che mi stai giudicando? No! Sì. Ah, perché noi siamo mai nell'epoca moderna, queste cose si possono fare tranquillamente. Sì. Comunque, a me mi deve passare ragione, perché nell'ordine mi a dire se vieni a matrimonio, se mi mettivo piccirillo, se ci ricevi un curriculum, chi sto del ronfaggio, Attende in attesa. attendo in attesa. Li sono mamma, ma che di sono i tappi rovino, i tappi, chi di porre un faggio, un donaso, da ricchi, un'altra cosa che te, da pessa. Su sti come io da mazzo di coppa, eh? No, parola casilici. Che se c'era mia moglie qua potevo parlare con voi, ma quando mai? Ave un anno che siamo chiusi in casa io e mia moglie, non ce la faccio più. Si è fatta riconoscere da tutti, non la può sopportare nessuno in tutto il quartiere. L'altra sera, per esempio, si è convinta che doveva scendere lei a buttare l'immondizia. È arrivata sotto al portone, il camion dell'immondizia se ne stava andando e da un rincorrito. Fermo! Sono in ritardo! Fermo! Sono in ritardo! Chi del camion, la monnizia, si fermò, si affacciò dal finestrino, appena l'ha vista, chi i bigodini e con la maschera di bellezza, chi ci trova impiccicata nella faccia, a da lui ci fa: signora, non è in ritardo, a canasse! Ma tu immagini, non ce la faccio più con mia moglie, siamo diversi, litighiamo in continuazione, sbaglio io, aver ragione Ida, sbaglia Ida, aver ragione sempre Ida, ma com'è possibile? Ci vabbè, tua moglie è isterica. No, mia moglie è storica, nel senso che si ricorda tutto quello che io ho fatto dall'ultimo 10 anni. Te lo ricordi il 15 febbraio del 2015 quando ci tagliaste una scollatura alla signora del piano di sotto? Te lo ricordi il 12 dicembre del 2016 quando hai detto che non volevi venire da mia madre perché ti sentivi male a tennista allo stadio? Ma chi travaglia nei servizi segreti, chi sta? Non la sopporto più. Ma la cosa più terribile è che poi giustamente uno non ce la fa più a stare in casa e può commettere dei gesti folli, tipo il signor Mancuso che abita nel palazzo di fronte al nostro. Dopo un anno a stare dentro la casa con sua moglie e con sua suocera è uscito pazzo e ha rapinato una banca per farsi arrestare e farsi mettere in galera e gli decinni fuori di casa. Un cirettolo l'arresti domiciliare, un cirettolo. Solo, scoppiato solo, in una camera da letto a deprimermi. Nessuno ti invita a cena, gli amici tuoi se ne fottono, dopo che ti hai fatto mangiare di tutto e la qualsiasi facevo io a casa mia. Ora si fanno le loro cene, invitano la tua ex, a Luisa, col suo fidanzato, e tu ti deprimi totalmente. Cerchi conforto. Ti può venire in soccorso la musica, ecco. Rimani a casa, solo, disperato. Prendi il telecomando dello stereo e almeno vedi se la musica ti può allietare. 5 giorni che ti ho perso. No, Zarrillo no, non si può sentire, Zarrillo no, va a fare la cortesia. Zarrillo no, Oh, bene, no, perché sono Zarrillo la pausina, che capo mia, ma tutte ore si hanno bene, ma stiamo scherzando, non se ne parla più tardi. Ancora bello, però ancora De Crescenzo mi piace, però sto minuto De Crescenzo sta a pigliare a male, magari quando mi ripiglio ti sento meglio. Eccolo! Per favore, stai qui! E chi sape a fare? A raccattare male, hai ragione, la musica non ti viene in soccorso, la musica in questo caso ti puoi to pronto soccorso, e poi veramente, io certe volte mi metto lì a pensare che Zarrillo, cioè, aveva 20 anni quando si sente. Appena tu sei depressa, a domani a radio c'è Zarrillo che canta, che pare che aspettasse quando ti pare che ti pare che sogna ancora a casa, non sogno che a fare muore. 5 giorni che ti ho perso,
quante lacrime cadute, ed io, ma tu a sparare, figlio mio, non fare sparare all'auto. Mi manchi, amore mio, e mi manchi come quando cerco Dio. Mica per niente ti dette Pausini, tu sai quante volte ne mettiamo tutto ogni tanto a cercarlo, c'è chi trova, c'è chi non trova, ancora, è bella ancora. Notte alta e sono sveglio, e mi rivesto e mi rispoglio, mi fa sbagliare questa voglia, e prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo, venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa. Bisogna stare attenti, perché di fare il pazzo e venire sotto casa bisogna stare attenti se il vicino però del tuo amore che si mette vicino di notte, tirare i sassi alla finestra accesa e mette che tu fai un pazzo sotto a casa e c'ho vicino, tiri i sassi alla finestra accesa e magari piglia la finestra vicino. Prendere a calci la tua porta chiusa, metti che tu pigli a cavuccia poi taru vicino, perché poi una canticchiuto la canzone, la canto vicino che ti dice ancora che mi sa piacere, e poi ti fa un culo a tuo vicino, sinceramente. Ai, Gigi D'Alessio, non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Alessio, scenito, un giorno intero, io ti a parlare perché dopo un giorno ancora non hanno fatto niente, che ti vanno a fare in tuo culo. Alessio, ai, che poi Gigi D'Alessio, tutti a dire Gigi D'Alessio, ama Gigi D'Alessio e Gigi D'Alessio è Tascio. Questa cosa che tutti dobbiamo dire che un cantante è Tascio, io non lo sopporto. Gigi D'Alessio è Tascio, poi dovrebbe essere Tascio. Noi abbiamo questa cosa che a Palermo dobbiamo dire, a Catania dicono Zaurdo, a Palermo diciamo Tascio, insomma la Sicilia si divide in queste definizioni. Ma poi perché? Ma cosa definisce che una cosa è Tascio? Perché a Palermo un'altra cosa, sta parola Tascio certe volte facciamo danni grossissimi, un locale dove ci vanno tutti, che si addevettano, ma ci sono un cretino che dice ma è Tascio, fum, chi do chiove, ci mette sbarra, e poi te vedere sbarra, c'è un non razza del culo, quindi fallisce per una pappa con un cretino che adesso che è Tascio. Cosa determina la cosa Tascia di una persona? Cosa determina? Sting è Tascio? No, Sting non è Tascio. Sting è Tascio? No, Sting non è. Gigi D'Alessio è Tascio, ma poi Sting c'è. Ah, che bella, questa me la ricordo. Sting è Sting. Sting è Sting, come Sting è buono. I don't drink coffee, I take tea, my dear. È bella. I like a marmalade, non sapete che cazzo fanno come ricordo. When I walk, I'm an Englishman in New York. Bello. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Che meraviglia. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Certo che poi io sto pensando, cosa determina una cosa Tascia da una cosa non Tascia? Appunto, Sting, si può dire che Sting è Tascia, Sting non è Tascia assolutamente, ma il passaggio. E diciamo che il confine è piccolissimo, perché per esempio anche Sting. Ma tu sai che vita mia sei tu, senza testo coro un po' campare, se mi lasci caccia fa, dentro carcere ci sta mamma. Ecco, vedi come già Sting potrebbe diventare Tascio parecchio gioioso. Oh, Simba Napoli, oh solo cielo mare, pizza sfugliatelle due papà. Oh, Simba Napoli, oh solo cielo mare, pizza sfugliatelle due papà.